Eccoci insieme, come promesso, la puntata odierna, non parliamo con i pensionati, ma parliamo con il CAF, sempre della CISL, però uno spazio imprestato, e serve comunque anche ai pensionati, assolutamente sì, perché il tema più importante che si va ad affrontare non può non essere quello relativo all'IMU, alla casa, e moltissimi pensionati effettivamente una casa in proprietà ce l'hanno, per fortuna. Chi non ce l'ha si pone il problema: ma allora avrò un aumento del canone di locazione, cosa succederà? Perché in ogni caso il proprietario, se può sobbarcarsi per un periodo questo onere ulteriore, poi cercherà in qualche modo di trarre giovamento. E poi si parla comunque del periodo dei pagamenti fiscali, quindi i 7,30, i vari versamenti, dove si possono fare delle detrazioni, le famiglie come possono aggirare eventuali problemi, se ce n'è la possibilità, perché molto è stato tolto e tanti vantaggi non ci sono. In un panorama che è comunque complesso, in virtù di una riforma fiscale che deve essere ancora attuata, che però già ai prodromi non mostra dei segni positivi, ma anzi grande confusione e rozzezza nelle misure prese sino ad ora, vediamo di darvi dei suggerimenti, vediamo di capire qualche cosa. Naturalmente siamo in diretta, quindi vi ricordo, voi potete partecipare, chiamare, porre le vostre domande, le vostre perplessità, i dubbi eccetera, oppure potete mandare come sempre i vostri messaggi. Protagoniste odierne con noi qui in studio rappresentano appunto il CAF della CISL. Abbiamo il piacere di avere Michela Zorzetto, responsabile fiscale CAF CISL di Venezia, grazie di essere qui con noi, e poi Monica Sartori, responsabile sempre fiscale però del CAF CISL di Verona. Grazie. Buongiorno. Stiamo parlando sempre a livello regionale veneto, per cui chi sia Venezia e Verona poco importa. Quello che vorrei capire un po' da voi, cominciamo magari da lei, il CAF CISL, che tipo di servizio è per quanto riguarda i cittadini, gli iscritti, i non iscritti, cioè un CAF certificato, che garanzie dà? E quindi vediamo di entrare nel merito del ruolo dei CAF. Il CAF è una società, naturalmente ha un'autorizzazione da parte ministeriale, noi siamo una filiale del CAF CISL nazionale, quindi siamo in tutte le città, da noi si può rivolgere chiunque, perché non è una cosa collegata solo all'iscritto, è ovvio che siamo il CAF della CISL, quindi è ovvio che noi abbiamo delle tariffe diverse tra iscritti o meno al sindacato, ma il servizio comunque riguarda tutta la cittadinanza per tutti i servizi che offriamo, che negli anni sono diventati molti. Quindi l'iscritto alla CISL praticamente ha dei vantaggi rispetto al non iscritto, però può ugualmente accedere. Paga le tariffe di solito più o meno la metà rispetto al non iscritto. Comunque noi siamo aperti a chiunque abbia bisogno dei nostri servizi, anche perché facciamo procedure di cui la gente ha bisogno, insomma ICI, IMU, 730, RED, ISE, abbiamo tutta una tipologia, le persone prima o dopo nella vita hanno bisogno di avvicinarsi a questo mondo. Non siamo gli unici CAF naturalmente che ci sono nel territorio, però siamo sicuramente più rappresentativi in termini numerici. Ecco, servizi forniti a questo punto, qual è la garanzia che può essere data a chi viene a fare la dichiarazione dei redditi? Perché anche lì è un aspetto rilevante. Certo, come CAF per quanto riguarda la compilazione del modello 730 abbiamo il visto di conformità, quindi chi viene da noi che lo porti già compilato, perché facciamo il servizio anche per chi autocompila il 730 e da noi viene per fare l'elaborazione e la spedizione, o chi invece viene da noi e porta tutta la documentazione perché non è in grado di compilarselo. Entrambi hanno la garanzia che gli operatori del CAF applicano le norme così come previste dalle istruzioni ministeriali, quindi il visto di conformità significa che tutte le spese mediche o tutti gli oneri che passano attraverso la dichiarazione dei redditi sono state inserite perché la norma lo prevede, quindi certifichiamo la correttezza del 730. Facciamo questo lavoro al posto dell'Agenzia delle Entrate, per questo una quota ci viene riconosciuta dal Ministero. Con rispetto al commercialista, chi è che può venire ai CAF, conviene venire ai CAF, e che tipo di attività svolgete, appunto, per fare un po' una distinzione, se esiste? I commercialisti hanno un altro mondo, i commercialisti normalmente hanno a che fare con i titolari di partita IVA, per noi CAF invece significa dipendenti pensionati o disoccupati, per cui abbiamo altre tipologie. Sicuramente molte persone sono ancora abituate ad andare dal commercialista proprio perché da sempre abbiamo tariffe diverse, siamo un servizio diverso, abbiamo numeri diversi, siamo in grado di garantire a minor costo sicuramente un servizio più ampio. Più ampio quindi, sì. Per chiunque, perché quella domanda che viene spesso posta è:
Titolare di partita IVA, piccolo imprenditore con un dipendente o il libero professionista che comunque reputa di avere un reddito basso per varie ragioni, il pensionato da partita IVA, l'artigiano, cioè, può venire al CAF oppure no? Allora, c'è nello statuto una preclusione in questo senso? Non c'è una preclusione, il CAF nello specifico presenta dichiarazioni di redditi per persone che non hanno partita IVA, perché stiamo parlando di modelli 730 o di modelli unico, però molte società, la nostra compresa, Venezia credo anche, abbiamo degli uffici paralleli che si occupano di piccoli imprenditori, di artigiani, di persone che sono uscite dal mondo del lavoro perché la ditta gli dice devi aprirti partita IVA. Quindi noi siamo in grado di tutelare anche queste situazioni. Ecco, parlava sempre di una tariffa diversa, Sì. Che cifra si sta parlando? Allora, le tariffe ovviamente in Veneto per esempio sono differenti, sono 7 le società del Veneto che rappresentano le 7 province convenzionate con il CAF CISL nazionale. Non ci sono tariffe uniche, diciamo che per quanto riguarda l'iscritto quasi tutte le società applicano una tariffa ridotta del 50%. Ma non si sa una partenza? Ma più o meno, ecco, per l'iscritto sono dai 25, ripeto, perché ogni provincia ce l'ha diversa. Quindi sarà il doppio circa per il non iscritto. Dai 25 ai 30 euro per l'iscritto e dai 50 ai 65 per il non iscritto. Ecco, perfetto. No, giusto perché dopo sembra che stiamo Certo. parlando di numeri, di chissà quali numeri. Allora, vediamo un po', voi detto, lei appunto mi aveva accennato il discorso del 740, tendenzialmente non lo fate, però dove ricorre si può anche provvedere. 730, Sì. Questo benedetto 730, Sì. Chi è che lo può presentare? Vediamo anche i termini, i tempi e quant'altro. Certo. E poi se voi fate la chiamata, tra l'altro, per chi è iscritto, chi già si è rivolto al CAF oppure no? Certo, allora solitamente quasi tutte le società del Veneto, io rappresento Venezia e so che Monica per Verona uguale, facciamo il cosiddetto telemarketing, quindi a chi è venuto da noi a fare il 730 lo scorso anno, telefoniamo a casa per proporre l'appuntamento. Questa è una cosa soprattutto diretta ai pensionati, i quali se il primo anno erano un po' dubbiosi per il fatto di ricevere una telefonata a casa, adesso invece vediamo che apprezzano il servizio. Il 730 lo possono fare, una dichiarazione dei redditi che può essere fatta non da tutti. Il presupposto principale è quello di avere, si chiama in termine tecnico, un sostituto d'imposta, quindi un datore di lavoro, quindi possono farlo i dipendenti che hanno a giugno e a luglio un datore di lavoro e i pensionati che hanno l'ente pensionistico che a settembre farà il conguaglio, quindi il rimborso o la trattenuta a seconda dell'esito della dichiarazione. I documenti da portare, questo è l'altro aspetto importante, soprattutto per ricordare, perché sono anche abbastanza e passa un anno, uno a volte può essere che preso da altre vicende del quotidiano se ne dimentichi. Documenti da portare sono naturalmente, partiamo da tutte le proprietà, perché nella dichiarazione dei redditi entrano terreni, entrano fabbricati, da qui la famigerata IMU, entrano tutti i rapporti di lavoro, tutte le pensioni, tutte le collaborazioni occasionali, quindi la persona fondamentalmente ci deve portare tutto quello che è riuscita a guadagnare nel 2011 in questo caso. Poi naturalmente, questa è una questione estremamente personale, tutte le spese sostenute, ce ne sono molte, di varia natura a seconda anche della il CUD, situazione. questo è importante. I CUD è il rapporto di lavoro, il tipico rapporto di lavoro da dipendente, da pensionato o da contratto progetto, ma anche le collaborazioni occasionali. Molte persone non si rendono ancora conto che lavorare 20 giorni, 15 giorni e venire pagato con quello che si chiama ritenuta da conto comunque dà un obbligo dichiarativo. Spesso e volentieri peraltro sono pure a credito senza neanche saperlo, quindi la cosa importante è passare dai CAF, fargli vedere le carte e noi sapremo in grado di dirgli lo devi fare, non lo puoi fare, cioè gli daremo tutte le informazioni di cui hanno bisogno, però devono passare a farci vedere le carte. Allora, carte, come sempre, vediamo un po' di entrare nello specifico. Innanzitutto, per quel che riguarda, c'erano voci che circolano, che adesso che bisogna pagare anche l'unico e tutto, bisogna comunque andare ai CAF con le rendite catastali dell'immobile, bisogna andare a farsele rilasciare, o il CAF che provvede, alcuni commercialisti lo stanno facendo, alcuni CAF lo fanno, altri no. Come funziona da voi? Allora, le notizie che circolano da anni, c'è la necessità di mettere mano a una rivisitazione dei valori dal punto di vista delle rendite al catasto, però la riforma del catasto è una delle cose che andranno fatte ma ancora non ha preso piedi, quindi le rendite catastali per quanto riguarda il 730 o l'IMU sono le rendite catastali risultanti in catasto, quelle che utilizzavamo l'anno scorso per l'ICI.
Ovviamente chi non è in possesso perché magari è da anni che non fa la dichiarazione o era da anni che non pagava più l'ICI, per l'IMU adesso noi come CAF abbiamo gli accessi telematici alla stampa delle visure catastali, quindi possiamo fare... Perché teniamo conto che la prima casa è da un po' che non si pagava, esattamente, no? Quindi una persona cosa deve fare? Non può, cioè, cominciare già a muoversi per andare ad accedere a questi dati che poi non sono neanche aggiornati, che non si capisce neanche... Certo, è dal 2008 che la prima casa era esonerata dal punto di vista di pagamento dell'ICI, quindi il pensionato che magari non fa la dichiarazione dei redditi perché non ha spese da detrarre, ma quest'anno deve preoccuparsi di vedere se deve pagare l'IMU o meno, se non ha a casa altra documentazione o altre visure può comunque tranquillamente recarsi ai CAF, perché i CAF sono in grado di stampargli eventualmente la visura catastale. Quindi questa è una cosa importantissima, il CAF può stampare la visura catastale, sì, e di conseguenza può anche fare il calcolo relativo dell'IMU. Assolutamente sì, quindi una volta verificata la situazione al catasto tramite la stampa della visura, procederemo al calcolo dell'IMU. Adesso si sono un po' chiarite le cose perché è di questi giorni la denuncia che la consulta dei CAF ha fatto e ha un po' obbligato il governo, che peraltro è un governo tecnico che dovrebbe sapere che per fare i calcoli abbiamo bisogno anche di sapere le aliquote da applicare. È stato deciso, come hanno sentito magari molte persone, che per la compilazione del calcolo dell'IMU a giugno si utilizzano in tutta Italia le aliquote nazionali. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che per la prima casa applicheremo il calcolo, l'aliquota del 4 per 1000, quindi la rendita catastale, così come risulta da visura catastale, aumentata del 5%, moltiplicata per quanto riguarda la casa, per esempio, per 160. Al valore che ne esce si applica il 4 per 1000. Poi, essendo abitazione principale, da questa imposta ci sono delle detrazioni, quindi degli sconti che lo Stato ha deciso e i comuni decidono di fare per il fatto che è la casa di abitazione, che sono di 200 euro per tutti, aumentate di 50 euro per quei pensionati, per esempio per quei cittadini che abbiano in casa figli con età inferiore ai 26 anni. Cioè vuol dire che tutti avranno la detrazione di 200 euro? La detrazione è di 200 euro, poi i comuni potrebbero aumentarla, i comuni o comunque i cittadini, fare una detrazione maggiore. Una detrazione maggiore rapportata al fatto che in famiglia ci siano o meno altri figli che abbiano un'età inferiore ai 26 anni. Quindi di conseguenza quindi a prescindere dal reddito un proprietario di una villa in un comune di Venezia, provincia di Venezia, per fare un esempio, avrà 200 euro di detrazione. 200 euro di detrazione. Se poi ha 3 figli, 150 euro ulteriori, quindi 350 fino a un massimo di 8 figli. Quindi la detrazione massima è 200 più 400. I poveri pensionati che figli magari, appunto essendo un po' anziani, non ne hanno più a carico, comunque hanno superato i 26 anni, non hanno nessun'altra detrazione. Hanno la detrazione di 200 euro, che è quella fissa, però i comuni potrebbero deliberare per il saldo di dicembre, perché ripeto, l'acconto adesso lo facciamo con le aliquote nazionali, perché solo il 6% dei comuni ha deliberato le aliquote comunali. A dicembre, rifacendo il calcolo con il saldo, potrebbe venire fuori che il comune ha deciso non lo 0,4 ma lo 0,2, perché i comuni hanno potestà regolamentare per quanto riguarda l'aliquota dell'abitazione principale di diminuirla o aumentarla di uno 0,2%. Ecco, quindi i comuni che hanno deciso di mettere l'aliquota allo 0,6 per esempio, che siano i cittadini che se la vadano a prendere con il comune rispetto invece a essere contenti con quello che tiene un'aliquota bassa. È chiaro che lì sono le decisioni della giunta, del comunale, nel senso che in base alle entrate e ai bilanci che i comuni hanno, d'altra parte lo sappiamo che l'IMU, l'ICI prima e l'IMU adesso sono imposte che i comuni chiedono ai cittadini per mettere in campo i servizi che come comune danno. Insomma, il fatto
nel 2008 di abolire l'ICI per la prima casa, insomma, lo sappiamo tutti, per i comuni è stata una batosta, perché erano soldi che utilizzavano per dare i servizi a tutti i cittadini del loro comune. Però poi c'è il patto di stabilità, poi c'è il patto di stabilità, quindi i soldi magari si è scoperto che ce n'erano comunque, quindi non era il caso di piangere il morto, perché tanto i limiti c'erano. Allora, tornando sempre al discorso dell'IMU, facendo anche adesso siamo in pubblicità, però facendo un esempio concreto, la persona che ha perso il posto di lavoro e che ha la casa di cui paga il mutuo e che quindi la casa è ancora della banca e che si sente cappio al collo del richiamo della banca che dice che vanta la proprietà comunque sulla casa, su cui c'è anche un'ipoteca, e che non ha più il lavoro, cosa deve fare? Deve ugualmente pagare l'IMU? Non ha alternative. Non ha alternative, quindi perfetto, se avete perso il lavoro, non avete soldi, avete la banca comunque che ha ipotecato la vostra casa e dovete pagarvi anche il mutuo, sappiate che comunque l'IMU ve lo dovete pagare, mettete già da parte i soldi. E poi vedremo di quali soldi stiamo parlando, non sono assolutamente cifre di poco conto. Pubblicità, poi torniamo insieme. Forse non hanno avuto coraggio. Allora, rieccoci qua. Affrontiamo un po' questo discorso perché forse a molti interessa, anche del discorso della pensione minima. Non ci sono proprio vie d'uscita. Al momento, con la normativa attuale, non ci sono vie d'uscita. Non so se i comuni ce la faranno a valutare delle situazioni di disagio, e c'è qualche comune che pensava di applicare l'ISE, quindi di applicare degli sconti su alcune situazioni di disagio, però la cosa grave al momento è che i comuni non hanno ancora capito quanti soldi gli resteranno addosso, quindi per il momento fino a giugno è impensabile. Può darsi che qualche comune, facendo 4 conti, riesca a rendersi conto che ha 2 lire a disposizione e possa fare degli sconti a tante situazioni che ne avrebbero bisogno, perché poi, entrando nello specifico, il pensionato da solo, la persona che ha perso il posto di lavoro, la famiglia con insomma ce ne sono tantissime di situazioni in cui anche 200-300 euro pesano. Perché non sono gli unici aumenti, vero? Non è che... No, infatti siamo in un contesto generale di aumenti. Esatto. Ecco, sempre da questo punto di vista è sorta anche l'altra volta la questione che ci avevano telefonato i telespettatori, ce l'hanno riposta, quindi cerchiamo di dare la risposta contestuale. Il pensionato in casa di riposo, c'era una signora che aveva fatto un caso specifico e diceva mia madre per forza deve vivere con me, dove aveva dovuto fissare anche la residenza perché devo accudirla, devo provvedere con la badante, di notte devo provvedere io con sacrifici incredibili, resta appunto questa casa dove posso portarla una volta al mese a rivedere questi affetti, però risulta di fatto seconda casa. Devo pagare per questo l'IMU, seconda casa? Sì. Allora, la regola generale è identica alla regola che c'era sull'ICI, e cioè la regola generale dice che quando qualcuno non risiede in quell'appartamento non si può parlare di prima casa. La norma ha detto ai comuni che, se vogliono, possono deliberare la possibilità per il pensionato in casa di riposo, di questo stiamo parlando, quindi la situazione della signora che abitava con la figlia non credo che sia risolvibile. In casa di riposo si può deliberare di riconoscere lo sconto come abitazione principale. Al momento però i pochi comuni che hanno deliberato non l'hanno pensata, perché probabilmente non hanno i soldi per poterselo permettere. Oppure non c'è anche una volontà politica in questo senso. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Padova. Prego signora. E volevo approfittare delle sue gentili ospite per fare una domanda che in parte ne hanno già parlato, però magari chiedendo una specifica su alcuni punti riusciamo forse noi poveri cittadini a capirne qualcosa di più, che non siamo addetti ai lavori. Allora, una domanda, magari prendendo il punto di riferimento la vecchia uno che pagava 400 euro all'anno, adesso magari se possono rispiegare quanto si andrà a pagare tenendo che un rapporto ipotetico di 400 euro che si pagava. Un'altra domanda, semplicemente posso farla? Sì. Cioè il famoso estimo rivalutato del 60% verrà fatto o no? E se sì, quando? Un'altra cosa, quando è stata fatta una valutazione probabilmente errata, tipo magari hai un appartamento di 60 metri quadrati, però ti hanno calcolato 5 vani, come si può fare per poter cambiare questa valutazione errata?
comunque non coincide perché 60 metri quadrati, 5 vani è un po' dura da far quadrare, certo. Esatto. Ti ringrazio molto. Grazie signora di aver fatto le sue domande. Vogliamo rispondere? Vediamo un pochettino. Sì, allora, il primo, il calcolo, giustamente uno dice: ma se io pagavo questo, che cosa mi devo a spanne aspettare? Allora, diciamo che il calcolo per l'ICI è, facciamo un esempio, 450 euro una rendita catastale, veniva aumentata del 5%, 4,72 sto facendo un po' a memoria, prima per l'ICI si moltiplicava per 100. E quello era l'imponibile su cui applicare l'aliquota che il comune stabiliva. Adesso quel moltiplicatore diventa 160, quindi la mia rendita catastale di 450 euro aumentata del 5% fa 4,72 per 160 anziché per 100. Su una rendita di 450, applicando il 4 per 1000, l'imposta è sui 350 euro. Dopo la calcolatrice adesso qui non c'è, quindi vado proprio a memoria. I 350 euro vengono diminuiti di 200 euro, che è la detrazione fissa per l'abitazione principale. Se in quella famiglia, in quel proprietario di quella casa, esatto, ha dei figli, un figlio o 2 figli al di sotto dei 26 anni, se ne ha 2 per esempio non pagherà nulla, perché i 3,50 o paga 20-30 euro, i 3,50 vengono abbattuti dei 200 che è la franchigia che spetta a tutti, più i 100 euro per il fatto che ha 2 figli al di sotto dei 26 anni. Ecco, importante ribadire che i figli non possono anche lavorare, non c'entra il fatto che siano fiscalmente a carico, quindi che abbiano o non abbiano reddito. La ratio forse della norma era quella di avvantaggiare le famiglie numerose, quindi se ci sono figli al di sotto dei 26 anni spettano 50 euro a figlio, indipendentemente dal fatto che percepiscano meno reddito. Sulla mia casa, per capirci, io ho fatto, dopo le rendite sono ovviamente diverse, quindi per fare un esempio, rispetto all'ICI che pagavo prima, io purtroppo ho una rendita catastale molto alta, è un semplice appartamento, però al catasto risulta, in base al numero di vani, una rendita di 720 euro, che è un po' esagerata, ma quella è quello che devo utilizzare. Rispetto all'ICI prima pagavo 250 euro, adesso ne pago 320. Quindi l'aumento rispetto all'ICI è indicativamente sui 60 euro in più, solo che è dal 2008 che non pagavamo proprio nulla nella prima casa. Quindi nel mio caso non sono i 60 euro, ma sono adesso 280 che devo fisicamente spendere. Ecco, forse quello non si paga tanto di più rispetto a quello che si pagava prima, è che prima non la pagavamo, dal 2008 non la pagavamo. Però dal 2008 comunque, facendo i due conti, al 2012 60, 70, 100, sì, sono certo, cifre di tutto assolutamente rispetto. sì. Quindi attenzione che i bilanci familiari quelli certo. sono. La signora parla di questa rivalutazione che era stata fatta, perché poi ci sono città, la signora chiama da Padova, dove questa era già stata fatta a suo tempo. Tanto è vero che è sorto il problema, cosa si fa? Un'ulteriore rivalutazione, si alzano ancora di più? E in che condizioni si mettono i cittadini? Perché questa è un'applicazione di una norma nazionale, quindi a prescindere da quello che ha fatto Padova sino ad ora, comunque stiamo parlando di rendita catastale con il 60% di aumento. Qual è il tentativo? Di avvicinarsi ai valori veri commerciali, perché comunque, come diceva la collega, stiamo in attesa di questa famigerata trasformazione delle rendite. La signora lamentava il fatto che la sua casa di 70 metri aveva 5 vani, e questa è la stranezza che abbiamo adesso, che se tu hai una piccolissima casa con tanti piccoli vani, paghi con una rendita catastale come il signore che ha i tuoi 5 vani e 200 metri di casa. E questa è l'anomalia. E stanno cercando di risolverla facendo che cosa? Trasformando le rendite catastali a metri quadri, che è un po' più sensato a mio avviso. Un mini appartamento con 3 stanze ha la stessa rendita di una casa di 150 metri con 3 mega stanze. Quando andremo a metri quadri queste anomalie verranno sicuramente ridefinite, però credo che per come la sta vedendo il governo, anche se andremo a metri quadri, non credo che arriveremo a un abbassamento delle rendite catastali. Saranno più coerenti, ma non credo che verranno abbassate, temo. Una domanda da parte di un telespettatore, diceva ma se per la seconda casa si paga ICI più IMU, punto di domanda, e poi, adesso c'è un altro messaggio, vediamo se riusciamo a leggerlo, quando si è senza lavoro, prima o dopo i soldi finiscono, allora i soldi per pagare le tasse non ne avremo più, ci porteranno via la casa, vabbè, non voglio commentare. No, dopo rispondiamo anche a questo messaggio, intanto vediamo un po'. Allora, ICI non si paga l'ICI e l'IMU, naturalmente l'ICI non c'è più. La ICI non c'è più, c'è solo l'IMU, ed è una cosa che non so se tutti hanno
colto. Le case vuote, è vero che adesso l'IMU è aumentata, ma il prossimo anno, quando faremo la dichiarazione dei redditi, non si pagherà più l'IRPEF, non si pagherà più la regionale, non si pagherà più la comunale. Quindi quello che adesso sembra un esborso enorme sarà in parte sistemato dal fatto che il prossimo anno non si pagheranno più le imposte sulle case vuote, e questo è il motivo per cui una parte dell'IMU ritorna allo Stato, perché sulle case vuote lo Stato l'anno prossimo non chiederà più il pagamento delle imposte. Adesso le persone che hanno la casa al mare pagano le tasse sul 730 e pagano l'ICI. Adesso nel 2012 pagheremo l'IMU, punto. Non dico che sia meglio, però voglio dire, non è enormemente disagevole. Sono in difficoltà invece le persone che hanno le case in affitto, perché le tasse le continuano a pagare come prima e l'IMU ha alzato il tiro. Esatto, e allora un po' la preoccupazione è questa: da un lato la convenienza per chi ha fatto gli affitti calmierati e quindi con degli accordi ben precisi, a bassi, magari bassi affitti, allocazioni con dei canoni bassi, a tenerli ancora in affitto, perché tra le spese di spettanza del proprietario, il canone basso, l'IMU che diventa molto molto alta, uno si pone il problema, l'usura dell'immobile con l'inquilino dentro, che convenienza ci può essere. Dall'altro lato gli inquilini che cominciano ad avere delle grosse preoccupazioni, perché se inquilino sei la casa non te la puoi comprare, le banche i soldi non te li danno, a meno che a un certo punto non finisci sotto un ponte o non lo so dove, se il proprietario è costretto ad aumentare la locazione perché appunto deve avere un minimo di convenienza, altrimenti la tiene vuota forse o la vende, che cosa possono fare? Rischiano di avere un aumento. Anche logico, per carità, è ovvio, cioè quello che ci si aspetta purtroppo. Certo. E quindi? Allora, rispetto a quello che diceva Monica prima, questo messaggio non è passato, che l'IMU è vero che è aumentata, però per gli immobili non locati sostituisce l'IRPEF dal 2012, quindi è aumentata, però accorpa anche una parte di tassazione che prima veniva in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda le persone che invece danno gli immobili in affitto, è vero che loro continueranno a pagare l'IRPEF, però dall'anno scorso hanno avuto la facoltà di poter pagare un po' meno attraverso l'opzione per la cedolare secca, quindi già dall'anno scorso proprio... Ma adesso con l'IMU? L'IMU la devono pagare comunque, quindi l'IMU rimane. L'IRPEF può essere invece tradotta, possono optare per una tassazione più agevolata, perché chi dà un immobile in affitto paga la sua aliquota marginale, si dice in termine tecnico, quindi se io ho il 27% piuttosto che il 38% di aliquota, sui soldi che prendo per il fatto che ho affittato quella casa ci pago il 27 o il 38%. Se invece opto per la cedolare secca, ho una tassazione a un'imposta sostitutiva più bassa, che è il 21%, e si riduce addirittura al 19% per i famosi canoni concordati. Però uno prende meno soldi comunque, tutto sommato. E nei canoni concordati dice, esatto. Beh sì, è chiaro. Quindi che bisogna vedere se riesce a far la quadra con l'IMU, questo è quello. Casa. Diciamo che la cedolare secca era nata l'anno scorso proprio per far emergere il nero, perché sappiamo che c'erano parecchi immobili affittati e non risultavano affittati, per dare più, per renderlo più appetibile. Un attimo solo, c'è un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, sono Rizzon da Padova. Sì. Sono responsabile della sede CISL di Piazzola sul Brenta. Sì. Senta, io vorrei capire meglio qual è l'aliquota per la seconda casa. Che cosa si intende per casa rurale? E perché c'è una detrazione per un figlio da 26 anni se magari lavora? Non credo che sia una cosa normale o giusta questa. Grazie. Grazie a lei, vediamo di rispondere. Allora, per quanto riguarda l'aliquota sulle seconde case è il 7,6% o il 7,6 per 1000 o 0,76%. Ed è quella stabilita dallo Stato. Poi, abbiamo detto prima, i comuni potrebbero questa aliquota ordinaria aumentarla o diminuirla di uno 0,3%. Oggi, all'acconto che dobbiamo pagare entro il 16 giugno, la scadenza che forse non avevamo detto, il 16 giugno, è il 7,6 per 1000. Per quanto riguarda gli immobili rurali, con l'ICI erano esonerati, ma da anni si voleva comunque sanare questa anomalia. Con l'IMU gli immobili rurali, le case rurali, hanno una tassazione dello 0,2%.
Per quanto riguarda i figli, l'altra domanda che faceva il nostro amico collega della CISL, esatto, io credo che la ratio della norma sia appunto quella di dare una mano alle famiglie numerose, questo è il senso, credo, nel senso che i bamboccioni famosi che stanno ancora in casa perché non possono permettersi probabilmente il fatto di andarsene, mutui che le banche non concedono perché magari sono precari, credo che la logica sia proprio questa, al di là del fatto che abbiano o non abbiano reddito. Se hanno un reddito buon per loro, a questo punto il Esatto. genitore li spingerà a migrare verso altri lidi, Esatto. eccetera. Una curiosità, che c'è stata una domanda che è stata posta anche ieri sera, non so però se siete, già lo premetto, dicono che le banche non pagheranno l'IMU. Non lo so. Le sedi delle banche, questo non sapevo, infatti questa era una domanda che c'era stata Le posta. banche non pagheranno l'IMU? Le A sedi- che Credo, pro? perché l'esonero riguarda i beni di culto, le biblioteche. Ma comunque anche i comunali sembra che siano esonerati, perché sembrava che pagassero anche tutti i fabbricati comunali. Le banche al momento sono all'interno della procedura IMU, poi non so se usciranno Certo, a cavarsela delle anche, esenzioni, certo. perché c'è Diciamo tutto che un non- mondo in cui stanno cercando di metterci le mani, anche i fabbricati storici, c'è una bella discussione in corso. Non sono clienti nostri, i bancari. La persona, Banchieri. no, ma banchieri. infatti, però immaginavo, però la domanda effettivamente è stata posta e uno per informazione è perché giusto non anche dovrebbero pagare che l'IMU? possa sapere. Forse le casse. Un altro caso che ci è stato presentato anche i giorni scorsi di chi ha le case inagibili, lesionate, che richiederebbero degli interventi importantissimi, però magari risulta seconda casa naturalmente, però sono persone che magari anche anziane non possono metterci mano, non hanno possibilità di farlo, non riescono a venderle per messa in norma, devono pagare l'IMU? Appena uscita la norma sembrava proprio di sì, adesso anche su questo mi pare che lo Stato stia Siamo all'Aquila per esempio, poi terremotati. esatto, stia ragionando invece su una sorta di esenzione, perché Riduzione probabilmente del ci 50%. sta ragionando. Allora mentre ragionano ne sentiamo una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Rita. Sì, buongiorno, da dove chiama signora? Da Borgorico. Sì, dica tutto. Volevo chiederle se per quanto riguarda la denuncia del 730, i CAF devono essere pagati oppure mi sembra che ci sia un'esenzione? Perfetto, adesso rispondiamo nuovamente con chiarezza. Grazie signora della sua domanda. Se una persona è in grado di precompilare il modello 730, viene Cioè da di farsi quindi da solo la dichiarazione Sì. dei redditi come dello 730? Esatto, noi dobbiamo fare un servizio assolutamente gratuito Quindi di si va al CAF, controllo. si deposita il modello 730 ed è gratuito? Sì. Se Perfetto. invece la persona non è in grado di compilarlo perché naturalmente situazioni particolari o comunque non è il suo mestiere, ci deve pagare delle tariffe che sono variabili, come diceva la collega, a seconda che tu sia o meno iscritto al sindacato. Quindi se uno è iscritto al sindacato CISL dovrebbe essere tra i 20 e i 30 24, sì. euro, chi invece non è iscritto sarà 60-70 euro circa. Sì, poi ci sono per- varie situazioni, nel senso che se una persona non è obbligata a fare la dichiarazione dei redditi, viene lì, ha una serie di spese mediche ma alla fine recupera 15 euro, nessuno gli chiede niente, vero? Assolutamente, infatti. voglio dire, Ma dipende perché poi da- magari con i tempi che corrono uno comincia a fare le comparazioni tra i CAF, io lo so che funziona così. Beh, non c'è dubbio. Uno dice sto andando al CAF da questo, però se vado al CAF da quest'altro spendo 5 euro in meno, 10 euro in meno, tutto sommato ci torna perché è quello che si fa. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Allora, rieccoci qui, adesso so che ci sono altre telefonate, adesso vediamo dalla regia appena ci passano il collegamento. Allora, la questione dell'IMU è sempre aperta perché poi si parla appunto di beni strumentali dove sono costruite nelle zone agricole eccetera, per quanto riguarda le attività commerciali anche piccole, anche queste avranno l'IMU, assolutamente con delle sì. aliquote a sé. Con delle aliquote particolari, ripeto, sulle attività strumentali non sono clienti nostri perché da noi vengono Assolutamente, no, lavoratori per fare dipendenti e informazioni. pensionati che hanno in genere la casa di abitazione o possono avere il negozio, ecco, quindi su quello bisogna comunque vedere poi il comune che cosa decide, perché l'aliquota ordinaria è lo 0,76, quindi quella è quella che rimane, il 4 per l'abitazione principale, poi i comuni hanno la potestà di decidere aliquote diverse a seconda
del bene, dell'utilizzo del bene in sostanza. Assolutamente. Ecco, adesso vediamo appena riusciamo ad avere le telefonate, per cui non è che voglio cambiare argomento, però soltanto per capire, le detrazioni che la famiglia, anche il pensionato, il cittadino può chiedere, sono uguali a quelle degli anni scorsi? Quindi Stiamo parlando di dichiarazioni di redditi? Sì, dichiarazione dei redditi. Sì. Sono uguali a quelle degli anni scorsi, non è cambiato niente, fa specie sempre rendersi conto che molte persone non sanno che possono avere diritto delle detrazioni. Questo è verissimo, infatti per quello voglio ribattere il tasto su questo, perché è vero. Che cosa possono fare i pensionati? Io vorrei partire da quelli che la casa non ce l'hanno proprio, che non sono soggetti IMU e che pagano l'affitto. Queste persone hanno diritto a uno sconto sulla dichiarazione dei redditi, a meno che non siano in una casa popolare. Basta il contratto di affitto e hanno diritto a uno sconto. Adesso verso giugno-luglio dovrebbe anche uscire la possibilità del contributo affitto attraverso la Regione Veneto, quindi attraverso l'ISE, una domanda attraverso il Comune, e ci sono dei bei contributi, quindi è una cosa che riguarda tutti i cittadini residenti. Effettivamente è vero, questa cosa qua è molto importante, quindi chi paga un affitto, attenzione, può avere delle detrazioni significative. Sì. Poi i famosi scontrini, dove ci deve essere il codice fiscale. Il codice fiscale obbligatorio, la norma si è un po' mossa, nel senso che basta parafarmaci, basta a tante altre cose che negli anni passati si potevano detrarre, però ticket, tutte le cose della farmacia, tutte le cose che riguardano l'invalidità, le case di riposo di queste persone anziane, ci sono un sacco di soldi da recuperare quando una persona anziana invalida è in casa di riposo. Quindi tutti gli ausili, i supporti, tutte le medicine, le strumentazioni, ticket, ma anche il pannolone, voglio dire, anche l'acquisto delle guard, ci sono tantissime cose. Quando una persona è davvero in difficoltà, le spese sono enormi e non è che l'USL prassi proprio tutto. Per cui queste famiglie ci portino tutto e gli spieghiamo quello che si può fare. Benissimo, in abbondanza portate, che dopo piuttosto che... C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Da Vicenza. Prego, dica. Ecco, io siccome che ho un appartamento, ho una casa con 2 appartamenti, no? Uno sopra e uno sotto. Ecco, allora uno ci abitiamo io e mia moglie, è vero che siamo 2 pensionati, mentre di sopra è mio figlio, quello non lavora però, è disoccupato adesso momentaneamente. Ecco, questo IMU come viene calcolato? La casa è intestata, la casa è intestata sia sopra che sotto a voi come prima casa? C'è una casa unica o sono 2 appartamenti? No, sono una casa, 2 appartamenti, un fabbricato con 2 appartamenti, uno sopra e uno sotto. Però quello che è dentro di sopra, che è mio figlio, no? È dentro gratuito perché non ha possibilità. Ho capito. Ecco, uno gratuito, diciamo. Ma è seconda casa sua? Sì. Sì, perfetto. Benissimo, allora vediamo di rispondere. Purtroppo, allora, sull'uso gratuito ai familiari, purtroppo l'IMU è peggiorativa rispetto all'ICI, nel senso che i comuni con l'ICI, quasi tutti i comuni, assimilavano l'abitazione data in uso gratuito al figlio come se fosse abitazione principale e quindi pagava l'aliquota ridotta. Con l'IMU no, nel senso che il comune non può, neanche se vuole, concedere l'aliquota agevolata. Quindi la pagherà IMU seconda casa? Paga il 7,6. Quindi IMU seconda casa, la tariffa più alta, seconda poi del comune, e deve pagare il genitore perché se il figlio non ha soldi... Il genitore è proprietario e quindi l'appartamento dove abita il signore con la moglie avrà l'aliquota agevolata del 4 per 1000. L'appartamento sopra dove invece abita il figlio lo dovrà pagare al 7,6. Conviene portarsi il figlio giù e dare in affitto l'appartamento e comunque paga il 7,6. E comunque non cambia niente perché deve pagare anche quello, quindi sono situazioni difficili. Vediamo se riusciamo a recuperare ancora un'altra telefonata. Intanto, tornando anche appunto alla documentazione, poi si parlava anche delle palestre per i figli minori. Attività sportiva per i ragazzi che non hanno 18 anni di età, tutto quello che è appunto attività sportiva, quindi palestre, piscine o attività non agonistiche, sono solo 210 euro a disposizione della famiglia, però adesso ormai i ragazzi per fortuna fanno attività fisica, quindi è una spesa da detrarre, c'è l'asilo nido, c'è la scuola, c'è le superiori, c'è l'università, c'è il convitto per l'università. La mensa scolastica? Le mense scolastiche assolutamente no, è una possibilità che viene data da qualche comune attraverso l'ISE come contributo. Io chiederei alle famiglie di passare dai nostri uffici perché molti non chiedono o per vergogna o per paura, non so, e perdono
sacchi di spazi, c'è il contributo bonus gas, bonus energia, quindi sono cose che non hanno niente a che vedere con la dichiarazione di redditi, si fanno attraverso l'ISEE, ci sono da 1 anno e mezzo e sono sempre quelli che vengono da noi. Perché? Perché le persone o non sanno o hanno vergogna a chiedere, non c'è niente di cui vergognarsi, venite da noi, fate la vostra ISEE che è gratuita perché è un servizio che paga l'INPS e vi diremo cosa potete avere accesso, anche bonus gas e bonus energia, 1 anno e mezzo di vita e la gente dovrebbe venire a approfittarne. Ecco, l'ISEE cosa comporta? E chi lo può fare? L'ISEE può farlo chiunque ed è il momento in cui noi accogliamo chiunque. L'ISEE viene fatta perché alcune prestazioni chiedono uno sconto e per avere diritto a uno sconto c'è lo Stato che chiede la situazione economica della famiglia. L'ISEE è diversa dalla dichiarazione dei redditi perché nell'ISEE bisogna mettere le case che si possiedono, l'affitto che si paga perché viene scontato e le proprietà in banca, perché una persona può anche avere 10.000 euro di pensione, ma se ha 100.000 euro in banca non è considerata povera e quindi non avrà diritto degli sconti. E l'ISEE quindi avvicina chiunque, per l'università serve l'ISEE, per le case di riposo serve l'ISEE. Quindi questa è un'ulteriore possibilità. Ho una proprietà avuta in eredità dove abita la sorella in comodato d'uso, non dato ma di fatto è così. Ho il dovere di pagare IMU, è una casa Assolutamente rurale. sì. A noi la risposta è sì, deve pagare l'IMU e tra l'altro la proprietà avuta in eredità sarà anche seconda casa, quindi sicuramente purtroppo anche l'uso un'IMU parecchio alta. Esatto, l'uso gratuito per l'IMU non vuol dire nulla, è il proprietario che ha l'abitazione, la dà in uso gratuito a un figlio, a un familiare e è comunque per lui considerata come seconda abitazione, quindi l'agevolazione è data solo alla proprietà che io uso come dimora abituale e dove ho la residenza. Questo è il doppio requisito richiesto per pagare l'aliquota agevolata, quindi il famoso 4 per 1000. Devo dimorare abitualmente e risultare dallo stato di famiglia. Però quindi ci avere sono la casi in residenza. cui persone per lavoro risiedono, cioè dimorano abitualmente chissà dove e però hanno la residenza da un'altra parte. In quei casi potrebbero agevolare solo se il comune verifica che la dimora abituale è altrove, strettamente collegata al fatto che è per motivi di lavoro, ma per esempio ci sono casi di coniugi che hanno residenze diverse, non possono usufruire in entrambe le abitazioni dell'aliquota agevolata perché il requisito è quello di dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente. Quindi attenzione anche a questi requisiti. In ogni caso ci si rivolge al comune per eventuali ragguagli a riguardo, giusto? Ai CAF per i ragguagli? No, al comune per sapere certo. se c'è questa possibilità di capire se ci sono delle agevolazioni, se uno risiede da una parte e abita dall'altra. Quando i comuni deliberano, hanno la possibilità di dare aliquote agevolate. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, io chiamo da Padova. Sì. E volevo un'informazione, io ho una casa che ho dato in affitto con un contratto di 3+2 e fino all'anno scorso pagavo un'ICI agevolata di 80 e qualcosa euro circa. Volevo sapere se questo tipo di legge è rimasto uguale o comunque c'è stata qualche variazione a riguardo questi contratti d'affitto. Certo, grazie della sua chiamata. Al momento la norma attuale non prevede più agevolazioni per i canoni concordati, è una facoltà che deve assolutamente applicare il comune se vuole mantenere questa agevolazione. Quindi cosa può fare il nostro telespettatori insieme a molti altri che sono... Il nostro telespettatore può solo sperare che il comune dove si trova la sua casa applichi in delibera che i canoni concordati, come hanno fatto a suo tempo per l'ICI, mantengano ancora un'agevolazione, quindi che non paghino lo 0,76 ma possono scendere di 3 punti. Quindi... Perché sennò è fregato? No, assolutamente. Sta sempre attenti, mai fare i buoni perché... No, una battuta. Va bene, quindi l'importante, adesso siamo giunti al termine. Dedicheremo magari, se ci sarà l'opportunità, anche altri capitoli, abbiamo visto l'interesse è forte, anche per precisare alcuni aspetti importanti, giustamente della presentazione della documentazione, perché sono sempre soldi che si risparmiano, è molto importante. Quando ci sarà maggior chiarezza relativamente poi alle aliquote, vedremo anche di dare un aggiornamento. Io ringrazio le nostre ospiti di essere stati qui con noi, a voi di averci scritto, di aver chiamato, sintonizzatevi presto con noi perché continuiamo come ogni mercoledì a darvi delle risposte per le varie problematiche del quotidiano. Ai noi. Grazie, buon proseguimento, ci vediamo domani. Domani parleremo di attività produttive, di commercio e di costo della vita e quindi consumi dove stanno andando.